Cordiale saluto amici di Wii Sport e ben ritrovati con le nostre telecamere. Ci troviamo al campo Santa Marina di Milazzo per raccontarvi della sfida tra Folgore Milazzo e Città di Torregrotta. Da una parte la formazione di mister Sergente, dall'altra quella di mister Santi Cannistrà. Il Torregrotta che si schiera con Felice, Lenzi, Nastasi, Venuto, Arizzi, Arigò, Ancora, De Marco, Scattareggia, Grillo e Micali. Maglia bianca a inserti rosso-blu per quanto riguarda il Città di Torregrotta di mister Cannistrà. Dall'altra parte gli uomini di mister Sergente si presentano con la classica casacca giallo-blu. Scambi di saluti a centrocampo e poi si può partire con il film del primo tempo. Da sinistra verso destra attacca la Folgore Milazzo, viceversa il Città di Torregrotta. Calcio di punizione per la formazione di mister Cannistrà. È uno schema che libera alla conclusione, alla fine in area di rigore. Arrigo sfiora soltanto il gol il difensore del Torregrotta. Ancora in avanti di mister Cannistrà, qui il tentativo da parte di Scattareggia finisce sul fondo. Un primo tempo a forti tinte rosso-blu, qui il tentativo dal limite dell'area. Ancora una volta Sindoni non viene duramente impegnato da Micali. Prima offensiva anche per la Folgore Milazzo, cross dalla sinistra. Lenzi in uscita su Formica, evita guai peggiori il difensore del Torregrotta sul tentativo del giallo-blu di mister Sergente. Torregrotta nuovamente in avanti con questo tentativo dalla distanza. Fido avvenuto che non riesce a trovare la via della rete, batti ribatti in area di rigore. Ancora Torregrotta in avanti a sfiorare il gol del vantaggio. Il pallone arriva lento lento tra le braccia di Sindoni che non ha alcun problema. Reti bianche al Santa Marina di Milazzo quando sbanda la difesa della Folgore. C'è un tentativo di Scattareggia potente e preciso. Sindoni però c'è. Folgore che allora in chiusura di frazione al 31esimo avrà un'altra offensiva qui con la Verga. Non è facilmente parato da Felice Rocco. Torregrotta in chiusura di frazione che invece ha l'ultima chance del primo tempo. Qui è Sindoni a distendersi sulla sua destra ed evitare il gol di Scattareggia. Finisce così un primo tempo condizionato dal maltempo e dal campo ai limiti della praticabilità. 0-0 tra Folgore e Città di Torregrotta, che comunque ha avuto più occasioni rispetto agli avversari. Si può partire con il secondo tempo a parti invertite sul rettangolo del Santa Marina di Milazzo. La prima chance ancora per il Torregrotta. Il solito Scattareggia che prova a liberarsi in area di rigore. Il tentativo però finisce nuovamente fuori. Folgore pericolosa con il calcio punizione al quarto minuto. Il pallone che viene messo dentro, viene parato. La sfera rimane lì, ancora la conclusione. Bravissimo il portiere Felice e poi allontana la difesa del Torregrotta. Ottimi i salvataggi della formazione torrese. Entra Caselli nelle fila del Torregrotta e adesso attaccano i rosso-blu alla ricerca del gol del vantaggio. Qui il tentativo dalla distanza finisce ancora una volta fuori, non riesce a sbloccarla la formazione di mister Errante che effettua ancora cambi. È il momento del numero 14 Gambino. Folgore che ci prova in ripartenza, azione dall'out destro, pallone che viene scagliato verso la porta del portiere Felice Rocco che riesce a parare. Torregrotta dall'altra parte, qui il cambio di gioco, sballa la difesa della Folgore, allora in area di rigore trova il tentativo vincente. Stavolta Gambino che porta in vantaggio il Torregrotta a centro area, ha scagliato il destro potente. Sindoni non poteva nulla da quella distanza e ha portato in vantaggio il Torregrotta 0-1 e cambiato il parziale al Santa Marina di Milazzo al 22esimo del secondo tempo. Adesso il Torregrotta che prova a aumentare le distanze, qui il colpo di testa da parte di Grillo finisce fuori. Ancora cambi, esce Micali ed entra Prochilo. Esce anche Venuto ed entra Arena alle file del Torregrotta. Ultima chance per la Folgore, pallone che viene messo dentro. Occhio al pasticcio di Felice Rocco che trova un autogol abbastanza clamoroso e 1-1 adesso tra Folgore e Torregrotta. Sembrava a un passo la vittoria per l'uomini di mister Cannistrà, ma questa disattenzione da parte dell'estremo difensore porta la partita sul definitivo 1-1. Finisce infatti la gara, finisce il match 1-1 al Santa Marina di Milazzo. Al gol del secondo tempo di Gambino risponde l'autogol di Felice Rocco. Amici della Wii Sport, un cordiale saluto da Antonio Caruè che vi rimanda come sempre alla prossima.